Buongiorno a tutti, anzi buon pomeriggio. Oggi per festeggiare le 5.000 iscrizioni al mio canale YouTube ho deciso di fare una cosa un po' fuori dal comune rispetto alle cose che faccio. Ho deciso di andare a trovare il mio amico Mauro Toscano a un evento qui a Lignano Sabbiadoro, evento di spinning, cosa che io non ho mai fatto in vita mia. Sarà la mia prima lezione di spinning con degli istruttori super professionisti e molto qualificati, e sono curioso di vedere un attimino come andranno le cose. E qua alle mie spalle si vede il super mega palco allestito per l'evento e sono curioso perché è un'esperienza totalmente nuova per me. Intanto super pomeriggio cocente da forno a Lignano, qua bestiale la calura. Mi sa che sarà una bella sofferenza pedalare in un pomeriggio di sole, anche se siamo in riva al mare è abbastanza ventilato. Comunque andiamo a trovare il mio amico Mauro Toscano, vediamo a che punto è. Si vede Mauro Toscano in azione. Seconda, terza ora la fai te? Eccoci qua a Lignano, Pineta, qui con Mister Mauro Toscano, istruttore di spinning, Nonché presidente del Dream Team. nonché presidente del Dream Team. Allora, cosa ti aspetti da questo evento? Da questo super evento? Il sole non manca, le biciclette neanche. Ok. Manca la gente, ma sta arrivando. La gente sta arrivando. Sta arrivando, ma dopo mi sa che saranno tutti massacrati da questo caldo. Oh, però okay. c'è una leggera brezza marina che è alla fine del mondo. Quindi, quando saremo verso le 6:30, 7 non avremo tanto caldo. Ok, beh sì, il caldo è, diciamo, è sopportabile con questa brezza marina, no, che arriva direttamente dal mare. E cosa vuoi dire a uno come me che ha la prima esperienza di spinning? Secondo il mio punto di vista, i ciclisti ce l'hanno a morte con lo spinning. Perché? Okay. Ce l'hanno a morte con lo spinning perché loro credono che il vero sport è la bicicletta, ma è giusto così. Ok. Ma c'è chi giustamente non ha il tempo tecnico di andare a farsi 3-4 ore di scampagnata con la bicicletta, quindi rientra in palestra prima di tutto nel periodo invernale per prepararsi al periodo estivo. Ok. Ci sono tanti ciclisti che arrivano per prepararsi. Ok. E tante volte però per mancanza di tempo, quindi vengono in palestra, fanno un'ora, fanno la doccia e dopo vanno a casa felici e contenti, facendo un allenamento molto valido sotto il punto di vista aerobico e anche muscolare. Quindi meglio di così si muove. Saremo presenti in questa piazza di Lignano con 70 biciclette a disposizione, con 6 istruttori che si alterneranno ogni 30 minuti. Speriamo che l'evento vada a gonfie vele. No, siamo sicuri che andrà a gonfie vele. Io comunque proverò questa esperienza cercando di sopravvivere, anche perché sono, come tutti sapete nel mio canale che mi seguite, sono un ciclista da montagna, quindi mountain bike, è la mia prima esperienza qui e quindi vediamo come va. Ecco, spero di sopravvivere alle lezioni di questi istruttori super preparati. Grazie a tutti e ci vediamo tra poco. Ciao ciao. I could be strong, survival on my own, but now I'm running out of hope. I need somebody else to save me from myself, a love too precious to let go. I've been searching for someone for all my life. I keep on wondering where
never easy to find what you want. And if you should find it, don't dare to let go if you hold on tight. Promise you'll be alright. E l'evento si è concluso. L'esperienza è stata leggermente devastante per uno che non ha mai fatto spinning come me, però me la sono cavata alla grande perché comunque ho tenuto tutte le 3 ore dell'evento insieme a tutti gli altri atleti e non nascondo la difficoltà nell'usare una bicicletta da spinning, che è una cosa completamente diversa rispetto a una bicicletta normale. Però sì, dai, me la sono cavata alla grande. Non pensavo di riuscire a fare tutte e 3 le ore, pensavo di riuscire a fare un'oretta, anche perché i ritmi sono abbastanza sostenuti e comunque è tutto un altro modo di vivere la bicicletta. E niente, si conclude positivamente questo evento. Ringrazio Mauro Toscano e tutto il Dream Team per avermi ospitato in questo bellissimo scenario qua a Lignano Sabbia d'Oro, e noi ci vediamo prossimamente quando tornerò sulle mie montagne per nuove avventure. Vi ringrazio come sempre di seguirmi, e altra cosa da dire è che sono arrivate le magliette, ok? D'ora in avanti potete richiedere via mail alle magliette paoloschooladventure@gmail.com. Le magliette costano 25 euro e aiutano me a sostenere il mio canale YouTube per le prossime avventure che andrò a fare e che potrete anche vivere insieme a me. Quindi buona serata a tutti e vi ringrazio come sempre per seguirmi sul mio canale. Grazie a tutti e ci si vede alla prossima. Ciao!